Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo canale. Io mi chiamo Nika. Oggi farò vedere come si crea un gacha, un personaggio gacha. Questo qua è il mio primo video allo schermo che punta ai videogiochi, perché è ovvio, perché non sapevo niente, cioè non avevo una telecamera, niente, ma poi ho scoperto questa applicazione che non voglio proprio farvi acquistare, però si chiama Registra Schermo. Mi sa che la maggior parte di voi la sa. Comunque passiamo al video. Scegliete uno dei vostri personaggi e li create come volete. Li potete fare a YouTuber, li potete fare da voi stessi, li potete fare di tutto. E io mi farò già me stessa. Sta faccia, cioè, sembra una traumatizzata. Cioè, dai, chi usa più sti occhi giganti di anime? Vabbè. Che schifo. Ok, questi vanno bene. Come ho la frangia? Cioè, io ho la frangia così, ma fa troppo schifo, non me lo metto così. Sì, mo si ragiona. E voilà, che bello. Troppo lì, ci mettiamo del gattino. Vabbè, questi qua. Sì. Quelli corsi mi servivano. Ecco. Ora sta a posto. No. Io sto facendo tutta fantasia, non è che sono con i capelli colorati. Cioè, stavo in quarantena, come cacchio me li faccio questi capelli colorati? Che vabbè. Che stavo facendo? Ah sì, gli occhi, quelli degli occhi. C'è uno viola e uno rosa. Mi ricordo che avevo fatto una volta un bellissimo gacha, però comunque le poche che vi direi di più di utilizzare sono queste, perché sono le più usate. Pure questa magari a volte, se volete, non vi devo obbligare, però per fare le scenette magari potete fare questo. Ovviamente la gonna non si usa mai, perché non ci sta mai bene, con ogni cosa che ci metti non ci sta bene. C'è questo, vabbè. Ovviamente felpa tutta la vita. Io sono un'appassionata di felpe praticamente, e se mi vedete indosso 50 felpe in una. Ma che schifo sto colore è? Tutto questo. Cacchio, è che sbaglio. Ma scusa, non ho preso quello della felpa. Sì, l'ho preso. Se non vi trovate con i vari personaggi, li potete praticamente cambiare e fare tutte le scenette. Le scarpe sono molto facili da trovare, perché la maggior parte che sono usate sono queste oppure i calzini. Ottimo. E questa qua, ora dovete andare sul profilo e mettere il vostro nome. Io praticamente Nika, sono fissata con questo nome e tadan! Vi piace?
Comunque like, commentate e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanellina per ogni altro video, per le notifiche. Non so parlare oggi, per le notifiche che saranno aggiunte. Ciao!